Bentrovati, nuovo appuntamento con Morsi di Sicilia. Vi dirò che questi ingredienti che ho sul tagliere questa volta mi sanno particolarmente di casa. Avete presente la pasta con le sarde che vi ho proposto qualche tempo fa? Bene, oggi vi preparo la sua cuginetta catanese, la pasta coi mascolini. E non ve ne propongo una versione a caso, vi propongo proprio una versione speciale, la versione di casa mia, anzi la versione di nonna Maria. Non c'è momento dell'anno migliore per farla. Siamo a primavera inoltrata, ci sono già i primi piselli freschi, ovviamente le alici, i primi getti di finocchietto selvatico, quelli più teneri, ci serviranno anche dei cipollotti, dell'aglio, del pomodoro, del pangrattato tostato, del caciocavallo, olio extravergine d'oliva, vino bianco e la pasta che più preferite. Mia nonna la utilizzava per questa ricetta rigorosamente liscia, io ho optato per dei pennoni. Mettiamoci subito all'opera, bando alle ciance, ci liberiamo il tagliere. In una pentola dove poi andremo a cuocere la pasta scaldiamo dell'acqua per lessare il finocchietto e i piselli. Nel frattempo in un tegame capiente scaldiamo qualche cucchiaio d'olio extravergine d'oliva, ci muniamo di coltello e tagliere e iniziamo a fare una gradolata di cipollotto. Nonostante questa versione abbia molti aspetti in comune alla cuginetta palermitana, per esempio la scelta del pesce azzurro e il finocchietto, quella che vi sto proponendo oggi è molto diversa. In primis perché c'è la presenza del pomodoro, una presenza importante del pomodoro, poi c'è quella dei piselli, insomma una versione che se non avete provato vi consiglio assolutamente di provare. L'olio è già caldo, evitiamo che scaldi troppo, non facciamogli raggiungere il suo punto di fumo. Andiamo ad aggiungere in tegame la cipolletta e anche uno spicchio d'aglio schiacciato che col pesce ci sta sempre molto bene. Fiamma medio-bassa e lo facciamo dorare. Nel frattempo l'acqua bolle, possiamo andare ad aggiungere i piselli freschi. Ora, sentite a me, un master consiglio subito. Se i piselli che riuscite a recuperare sono teneri, non c'è necessità di andarli a sbollentare, possiamo inserirli a metà cottura all'interno del sugo. In questo caso sono piuttosto grossi nonostante siano freschi, quindi preferisco dargli una sbollentata in acqua salata, così per assicurarci una cottura omogenea. Quindi cipolletta in soffritto, piselli in bollitura, occupiamoci adesso delle alici. Le alici sono state eviscerate, deliscate e private della codina. Altro master consiglio. Adesso le vado ad affettare. Una cosa importante quando trattiamo le alici, un po' come tutto il pesce azzurro, hanno un sapore piuttosto forte e anche una grande presenza di lische che poi in cottura si sfalderanno. Però se come in questo caso le alici e anche le sarde, se vi dovesse capitare, sono abbastanza grandi, vi consiglio di fare un passaggio prima della cottura in acqua e aceto. Lasciateli giusto 10 minuti in una miscela di acqua e aceto, bastano su 100 ml di acqua un cucchiaio d'aceto, così facendo l'acidità dell'aceto andrà a sciogliere le lische, evitandoci appunto... Il mio cane sta sognando chissà che. Spank! Torniamo a noi. Questa operazione di acidificazione dell'acqua andrà a sciogliere parte delle lische, rendendole appunto quasi impercettibili e quindi più amabili. Torniamo a noi, riprendo le alici e le taglio a pezzettoni. Vanno bene grossolanamente, tanto come vi dicevo il sugo cuocerà parecchio e si sfalderanno in cottura. Volendo nel soffritto, se vi piace, potete aggiungere anche un pochino di peperoncino, che male non ci sta. Quando aglio e cipolletta si saranno leggermente imbionditi, andiamo a tuffare le alici all'interno del sugo. A fiamma vivace le facciamo saltare un po'. Saliamo, così ci aiutiamo a tirare fuori parte dell'acqua e tiriamo via l'aglio prima che ce lo dimentichiamo dentro. A questo punto aggiungiamo in padella mezzo bicchiere di vino bianco secco e lasciamo evaporare completamente la nota alcolica. Quando
Quando non sentiremo più l'alcol del vino al naso, possiamo andare ad aggiungere la passata di pomodoro. Recuperiamo dalla pentola i piselli che abbiamo prelessato e li aggiungiamo al sugo, così completeranno la loro cottura. Prendiamo adesso il nostro finocchietto, andiamo ad eliminare solo i gambi più coriacei, più duri, e lo andiamo a tuffare nell'acqua per sbianchirlo. Lo teniamo giusto 2 minuti perché è tenerissimo. Una volta lessato passiamolo sotto l'acqua fredda per arrestarne la cottura e preservare il colore. Facciamo questa operazione molto rapidamente per preservare tutto l'aroma del finocchietto. Tritiamolo in maniera fine e andiamolo a tuffare all'interno del sugo. Adesso non ci resta che abbassare la fiamma e dare tempo al sugo di cucinarsi, concentrarsi e assorbire tutti i profumi. Ci vorrà più o meno un'oretta e mezza, e concedetegliela tutta. Nel frattempo l'acqua in cui abbiamo sbianchito i piselli e il finocchietto la conserviamo, perché all'interno ci lesseremo la pasta. Rieccoci, è trascorso 1 ora e mezza, il nostro sugo si è ben concentrato e io ho già buttato la pasta nell'acqua dove avevo cotto finocchietto e piselli, ovviamente salate. A proposito di sale, assaggiamo il nostro sugo e vediamo cosa manca. Come quello di nonna Maria, aggiungo solo un po' di sale e una generosa macinata di pepe nero. Anche la pasta dovrebbe essere a buon punto, la teniamo piuttosto al dente, elimino l'acqua in eccesso e la vado a tuffare nel sugo. E voilà, una bella arriminata, bella così, col sugo generoso. Deve essere generoso il sugo, noi siciliani siamo generosi. Molto bene, a questo punto possiamo spegnere la fiamma, aggiungiamo un altro po' di olio e volendo è già buonissima così. La classica pasta con i mascolini o con le alici che dir si voglia è questa qui, oppure completarla come faceva nonna Maria, che è la versione che vi mostro oggi, più golosa e buonissima. In padella, ancora con la pasta calda, vado ad aggiungere del caciocavallo grattugiato. Ne tengo solo una parte per la gratinatura. Sì, avete capito bene, la gratinatura, perché adesso facciamo un altro passaggio alla nostra pasta, motivo per cui l'ho lasciato un po' al dente. Prendo una pirofila, la ungo con un po' di olio extravergine d'oliva. La pasta è quasi pronta per il passaggio in forno. Vado ad aggiungere soltanto una macinata di caciocavallo in superficie e insieme alla mollica atturrata, che non è altro che un pan grattato che ho passato in padella fino a tostarlo con un cucchiaio d'olio e uno spicchio d'aglio, andrò a fare una bellissima crosticina. Il forno è già caldo, la lascio sotto il grill il tempo necessario affinché si formi una crosticina golosa. Signori e signori, eccola qua, la mia pasta con i mascolini, apre e chiudo parentesi, pasta con le alici, gratinata, la versione di nonna Maria che dovete provare per forza perché la adorerete. C'è un profumo così buono in questa casa che anche la mia piccola Kira, il mio cagnolino, è andata in euforia perché dice si mangia, si mangia. E a proposito di mangiare, assaggiamole insieme. Non sono una che di consueto si dice brava, ma oggi me lo dico, brava, è buonissima, come la faceva mia nonna. Fatela, 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 perché stramerita. Alla prossima!